Una bambina di 4 anni, figlia di una coppia di cittadini senegalesi, risultata positiva al coronavirus a Cosenza, famiglia posta in quarantena. C'è un caso di debole entità riscontrato in un cittadino di Rogliano, posta in quarantena la famiglia dell'uomo. Il Consiglio regionale respinge le dimissioni, ma 3 consiglieri votano per il sì. Il Partito della Rifondazione Comunista si dice pronto a collaborare con il governo Santelli per il bene della Calabria. C'è fermento nella città del Pollino in vista delle amministrative. L'uscente Lopolito ha deciso di riproporre la candidatura. Dal report della Camera di Commercio sullo stato di salute dell'economia del Crotonese, numeri incoraggianti dell'agricoltura. Il piroscafo Torino, che giace nei fondali del mare di Melito Portosalvo dal 1860, diventa patrimonio culturale italiano. Buonasera ad Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli: una bambina di 4 anni, figlia di una coppia di cittadini senegalesi, è risultata positiva al coronavirus a Cosenza. La famiglia è stata posta in quarantena. È risultata positiva al primo tampone una bimba di 4 anni, figlia di una coppia di senegalesi che vive a Cosenza. Alla bimba, entrata in una struttura sanitaria per essere sottoposta a un intervento di tonsillectomia, è stato effettuato il test per il Covid-19 che ha riscontrato la presenza del virus. La task force dell'ASP di Cosenza, allertata dalla struttura, ha avviato l'indagine epidemiologica per scongiurare il rischio di un nuovo focolaio e questa mattina sono stati effettuati tamponi nasofaringei sui genitori, i parenti e i contatti stretti della famiglia. Non è stato facile ricostruire la catena dei contatti. Nelle scorse ore i familiari della bimba, allarmati, avevano effettuato di propria sponte dei test sierologici che sono risultati negativi e dunque ritenevano di essere fuori pericolo. È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine a supporto della task force dell'ASP per convincere la famiglia della bimba e i congiunti a sottoporsi ai test. Tutti i soggetti, nessuno di loro presenta sintomi, sono stati posti in quarantena obbligatoria, in isolamento, nelle proprie abitazioni. Un nuovo caso positivo di coronavirus a Rogliano, sempre nel Cosentino. L'uomo e la sua famiglia sono stati posti in quarantena. Il sindaco dice che non ci vengono comunicati i rientri. L'ANCI prenda una posizione. Sceglie la pagina ufficiale del comune, l'amministrazione municipale di Rogliano, per comunicare che nella città del Savuto c'è un nuovo caso positivo al coronavirus, debole intensità, precisa il sindaco ai nostri microfoni. Un caso positivo di entità debole, mi spiegano i medici che debole significa che il tampone su 3 geni che analizzano, uno è risultato essere positivo, per cui da questo punto di vista sono fiducioso perché il contagio probabilmente non ci sarà. Io dicevo, appartengo a quella corrente di pensiero un po' per esperienza personale che chi è asintomatico non contagia. Questo è un mio auspicio, è un mio augurio. Quindi abbiamo fatto i tamponi al resto della famiglia, per cui auspico che siano negativi. E mi sento di tranquillizzare i cittadini, ma oltre a tranquillizzarli mi sento di fargli un ulteriore invito, quello di attenersi a quelli che sono i comportamenti che ci vengono detti ormai da un po' di mesi, che sono appunto il distanziamento sociale, la mascherina e l'igiene. Io su questo ci sto lavorando molto, perché i cittadini devono capire che ancora questo virus è fra di noi. Subito applicate le misure previste in questi casi, ossia l'isolamento per 14 giorni dell'uomo e della sua famiglia. Ho fatto già le ordinanze di quarantena per i familiari, proprio perché è così il protocollo, per cui sono in quarantena assistita dai sanitari. E poi colgo l'occasione per dire che la Regione Calabria ha istituito le unità speciali di continuità assistenziale, per cui Rogliano è sede per tutto il comprensorio del Savuto di queste
questa unità dove ogni lunedì si possono fare i tamponi, soprattutto per la gente che proviene dal nord. Rogliano ha vissuto mesi difficili in piena pandemia. Il primo cittadino ribadisce la necessità per chi rientra di segnalare la presenza. Rogliano sta registrando un numero importante di rientri, ma questo per il lavoro che stiamo facendo, perché così come è congeniata il ragionamento con la Regione Calabria, il fatto obbligatorio è che chi proviene deve solo registrarsi sulle piattaforme regionali della Regione Calabria. Ai sindaci però non viene comunicato nulla, per cui noi con il nostro lavoro, con i lavori appunto dei miei dipendenti, con tutti quanti abbiamo fatto sì che chi viene nella nostra città deve comunque almeno dare la ricevuta della piattaforma appunto rilasciata dalla piattaforma regionale per capire quali sono, diciamo, i flussi di provenienza. Ai sindaci non vengono comunicati i rientri ed è protesta. C'è una discussione fra i sindaci, volevamo fare una lettera come ANCI alla Regione Calabria almeno per comunicare ad ogni città, ad ogni paese i rientri, perché noi non sappiamo chi rientra, perché non è obbligatorio registrarsi al comune, quindi questo sta solo alla responsabilità di chi rientra. E probabilmente qualcuno può sfuggire a questa cosa e ci troveremmo nei guai come nei mesi di marzo. Intanto è arrivata in serata la notizia che tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che la notte del 10 luglio hanno partecipato proprio alle attività di soccorso, verifica e controllo dei migranti giunti a bordo di una barca a vela nel porto di Roccella Ionica sono risultati negativi al tampone del Covid-19 effettuato proprio dall'ASP di Reggio Calabria. Lo ha reso noto la Questura. Il test si era reso necessario in quanto una parte dei migranti sbarcati, come sappiamo, sono successivamente risultati positivi al test effettuato. Tutti i poliziotti, afferma la Questura, hanno operato provvisti dei dispositivi di protezione individuale distribuiti dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Anche i migranti al momento dello sbarco sono stati forniti di mascherine chirurgiche a scopo precauzionale per evitare disagio e turbamento nell'utenza civile con la quale per ragioni di servizio sarebbero venuti a contatto nei giorni successivi. Gli agenti sono stati dispensati dal servizio sino all'esito degli accertamenti. Intanto ci sono 2 nuovi casi positivi al coronavirus nella nostra regione. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia sale così a 1218. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 104.921 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.218, 2 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 103.729. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 1 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 183 guariti e 33 deceduti; a Cosenza 3 in isolamento domiciliare, 434 guariti e 34 deceduti; a Reggio Calabria 4 in reparto, 18 in isolamento domiciliare, 256 guariti e 19 deceduti; a Crotone 3 in isolamento domiciliare, 112 guariti e 6 deceduti; a Vibo Valentia 3 in isolamento domiciliare, 77 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Dei 54 soggetti positivi in isolamento domiciliare, 13 sono stati trasferiti a Roma in apposita struttura all'ospedale Celio. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.628. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. La politica adesso, perché il Consiglio regionale respinge le dimissioni, ma 3 consiglieri di Callipo, del consigliere Pippo Callipo, ma 3 consiglieri votano per il sì. Fra loro c'è anche Giuseppe Aieta che spiega la sua scelta ai nostri microfoni. 3 consiglieri regionali hanno espresso il loro sì durante la votazione a Palazzo Campanella per la presa d'atto delle dimissioni di Pippo Callipo. Fra loro c'è anche Giuseppe Aieta, che non si è uniformato al voto di gran parte dell'opposizione. Le motivazioni che stanno alla base
delle dimissioni di Callipo non sono motivazioni personali o familiari, sono motivazioni tutte politiche. Diciamo che è impietosa l'analisi che fa Callipo rispetto alla massima assise calabrese, e io non posso accettare ed unirmi alla giostra dell'ipocrisia che si è registrata ieri in Consiglio regionale. D'altra parte, chi è abituato a stare nelle istituzioni, come ho fatto io per molti anni, amministrando una città anche difficile, sa che la politica è sangue, come dice Rino Formica, ed un'altra parola che non pronuncio. La politica è fatica, è sacrificio, è compromesso virtuoso, è ragionamento, insomma la politica è discussione, la politica non è un'azienda, le dinamiche che stanno dentro la politica sono tutte diverse dall'azienda. Io credo che Callipo abbia in qualche modo, come dire, insomma, travisato il senso della politica e delle istituzioni, e quindi per me sono inaccettabili quelle motivazioni, ed inaccettabile è la reazione del Consiglio regionale. Ecco perché io ho votato a favore della presa d'atto. Un sì convinto, dice Aieta ai nostri microfoni, che dunque spacca l'unità delle opposizioni. Non so se spacca le unità delle opposizioni, io penso di aver fatto un ragionamento responsabile e razionale. Diverso sarebbe stato se Callipo avesse aperto un dibattito dentro il Consiglio regionale. Guardi, in politica si parla e né si deve essere ostili al Parlamento, perché il Parlamento è una nozione democratica dell'ordinamento repubblicano. Ecco perché io non posso accettare che laddove lavoro quotidianamente, laddove io, come dire, sacrifico i migliori anni della mia vita, insomma, quella istituzione venga quasi avvertita come una istituzione elefantiaca, passiva, di rassegnati. Ecco, il messaggio di rassegnazione io ovviamente rigetto. Poi, come dire, ho molto rispetto delle posizioni di ognuno e del travaglio anche, che capisco, di Callipo, del dissenso avuto all'indomani della questione dei vitalizi, ma la politica è dissenso, proprio per questo è democratica, è la più alta espressione democratica. Giulio Demetrio, il nuovo presidente della SACL, la società che gestisce gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, indicato dalla Regione Calabria, è stato eletto all'unanimità dal Consiglio di amministrazione che si è riunito oggi. Demetrio, iscritto in una nota, vanta un curriculum di assoluto spessore con un'esperienza trentennale nel settore del trasporto aereo. In passato ha anche ricoperto il rilevante ruolo di Chief Operating Officer e Deputy CEO di SEA, la società che gestisce gli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate. Entrano a far parte del nuovo CDA del gruppo SACL anche l'imprenditore catanzarese Daniele Rossi, nominato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, di cui è presidente, e Maria Grazia Milone, scelta dall'amministrazione comunale di Lamezia Terme, attualmente presidente della Confederazione Italiana Agricoltori Calabria Centro. In rappresentanza dei soci privati si confermano Adele Caruso e Davide Caruso, che subentra al padre Renato. E la governatrice dice il nome giusto che saprà contribuire al rilancio degli aeroporti calabresi. Queste sono le parole della governatrice Santelli. Rifondazione Comunista, sempre per la politica, tende la mano alla Santelli. In una conferenza stampa a Cosenza presenta i mercoledì di Rifondazione per la rivitalizzazione dei borghi. La notizia è che Rifondazione Comunista è disponibile a collaborare con la Regione Calabria, la cui guida è di centrodestra. Intesa sui contenuti si precisa ribadendo la propria storia con le bandiere e i simboli della tradizione di partito. Noi diciamo che se per la questione del dissesto idrogeologico, per la questione sismica si fa un progetto serio, io penso che da qui a 5 anni possiamo tirare le somme e dire beh, la Calabria può essere
non più nell'obiettivo 1, ma può essere una regione che il laboratorio politico può dare l'idea a tutta la nazione. Nella conferenza stampa oggi a Cosenza, in collaborazione con il LUA, la proposta è un'idea per la rivitalizzazione dei borghi calabresi attraverso un'iniziativa settimanale e itinerante. I comuni che ci hanno detto che faranno i mercoledì di Rifondazione Comunista, partiamo da un comune simbolo per quanto riguarda la cultura che è Santa Severina, Belvedere Spinello, Cortale. Andiamo addirittura anche a Roma perché concluderemo alla fine di quest'anno con il discorso di Roma Capitale, Cosenza e un altro centro che faremo anche col sindaco Chiuto a novembre, lo inviteremo a questo dibattito, per concludere con la rivista Left nazionale che ci ospita a Roma per dibattere queste nostre idee. Ancora per la politica c'è fermento nella città del Pollino in vista delle prossime amministrative. L'uscente Lopolito ha deciso di riproporre la ricandidatura a sindaco. Ieri in un'assemblea del PD, ma aperta un po' a tutte le forze politiche che si riconoscono ovviamente in un progetto di centrosinistra, ho manifestato nuovamente la mia disponibilità alla candidatura. Così il sindaco di Castrovillari Mimmo Lopolito, che conferma la volontà di ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative. Ritengo che dopo un momento abbastanza lungo di sconforto legato anche al periodo di stanchezza era forse inevitabile dire basta. Era ingiusto lasciare, dopo che noi abbiamo avviato una serie di progetti e dopo che noi abbiamo avviato una serie di attività che finalmente, dopo anni di sacrificio, perché noi abbiamo fatto 7 anni di sacrifici intervallati da un anno di commissariamento, adesso si incominciano a raccogliere i frutti. Se dovessi pensare a me stesso, non c'è dubbio che la scelta è non candidarmi, ma se devo pensare come appartenente per aver avuto un ruolo e per, ripeto, la passione politica che comunque mi ha fatto muovere i primi passi sin dai tempi delle scuole medie, allora questa passione politica mi porta a dire ancora una volta che se serve la mia persona è a disposizione della città. Adesso ci spostiamo a Crotone, dove è stato presentato il rapporto Polos, dossier della Camera di Commercio, luci e ombre nello studio, bene alcuni settori come l'agricoltura, ma diverse le realtà in crisi. L'agroalimentare è il settore trainante dell'economia del territorio crotonese. Continuano inoltre ad affermarsi le imprese a conduzione femminile e aumentano le imprese straniere che nascono sul territorio. Dati contenuti nel 23° rapporto Polos della Camera di Commercio della città pitagorica. Una fotografia della situazione attuale del territorio anche per capire le strategie da mettere in campo a sostegno delle imprese. Polos è proprio questo strumento che è uno strumento economico-statistico che dà la fotografia attuale del nostro territorio, di quali sono le difficoltà e quali sono i settori su cui bisogna intervenire. Quindi sicuramente intervenire nella digitalizzazione, nell'innovazione tecnologica, nelle infrastrutture, sono i temi principali sul quale bisogna attenzionare in modo particolare tutti gli enti pubblici del nostro territorio, la politica del nostro territorio, per fare in modo che chiaramente si riconverti un po' questo dato negativo che è il dato chiaramente occupazionale che ci occupa più di tutti. Certo è un momento difficile per molti settori, l'analisi del presidente dell'Ance di Crotone. In questo momento siamo un po' come una barca alla deriva, una barca senza un timoniere, una barca che va da una parte all'altra e avrebbe bisogno di una guida importante, sia per tutelarci e portare avanti gli interessi della città, gli interessi immediati, il quotidiano, quello che si può fare subito, sia il contatto con l'ente regionale, il contatto con l'ente centrale, affinché ci possa tenere di conto negli investimenti, nella programmazione, nella progettazione e almeno alla pari degli altri territori. Un rapporto tra luci e ombre. Preoccupa soprattutto la mancanza di lavoro, come ha sottolineato il vescovo Panzetta, che ha concluso i lavori. Noi come comunità cristiana siamo un'agenzia formativa.
Quello che dobbiamo fare noi è educare le nuove generazioni a una speranza militante, a darsi da fare, a costruire con coraggio, senza aspettare che la manna venga dal cielo, ma da una parte fidandosi di Dio, ma dall'altra anche rabboccandosi le mani, studiando, progettando, immaginando e creando un futuro per questo splendido territorio. Ed ora la cronaca, vi mostriamo proprio le immagini di una maxi operazione anti-'ndrangheta avvenuta in Veneto. Sono 33 gli ordini di custodia cautelare emessi dal GIP del Tribunale di Venezia su richiesta della DDA nei confronti di altrettanti indagati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsioni, rapina, usura, ricettazione, riciclaggio, turbata libertà degli incanti, furto aggravato, favoreggiamento, violazione delle leggi sulle armi con le aggravanti mafiose. I provvedimenti sono scaturiti da un'attività investigativa dei ROS per accertare proprio la presenza in Veneto di strutture 'ndranghetiste, oltre 100 le persone raggiunte da avvisi di garanzia. Gli arresti sono stati eseguiti dal ROS con il supporto dell'Arma Territoriale in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e anche in Calabria. Ancora la cronaca a Cosenza, adesso, dove è stato rintracciato e arrestato l'autore della tentata rapina ad un istituto di credito avvenuto qualche settimana fa. Era entrato in banca con indosso una tuta da meccanico, un cappellino e una mascherina, aveva scavalcato il vetro che separa i cassieri dal pubblico e, minacciando i dipendenti con un taglierino, aveva intimato di consegnare il denaro contenuto nelle casse. La rapina alla filiale della Banca Popolare di Bari su Corso Mazzini non era andata a buon fine grazie alla reazione dei dipendenti che avevano affrontato il rapinatore, brandendole le sedie e portandolo a fuggire facendosi scudo con un cliente. Oggi la squadra mobile di Cosenza ha arrestato il presunto autore della tentata rapina compiuto il 17 giugno scorso. Si tratta di un 46enne già noto alle forze dell'ordine, nei cui confronti è stata emessa dal GIP, su richiesta della procura diretta da Mario Spagnuolo, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina, violenza privata, porto abusivo di oggetti atti ad offendere ed evasione. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti all'uomo grazie al riconoscimento fisionomico fatto in base all'analisi delle immagini registrate dai sistemi videosorveglianza e, parallelamente, attraverso la comparazione delle impronte digitali trovate sulla scena del crimine dagli specialisti del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Cosenza. L'arrestato deve rispondere anche del reato di evasione perché il giorno della rapina si trovava agli arresti domiciliari. E si chiama Weekend nelle Vigne ed è il progetto presentato questa mattina a Catanzaro, cantine calabresi aperte fino ad ottobre per promuovere i territori e riscoprire le eccellenze calabresi. Riscoperta dei territori, valorizzazione delle produzioni agricole e dell'enoturismo sono i pilastri dell'evento itinerante Weekend nelle Vigne presentato oggi a Catanzaro, nella cittadella regionale, una manifestazione che coinvolgerà le realtà più significative del mondo del vino calabrese, dal Pollino allo Stretto. Si svolgerà in 20 cantine calabresi da metà luglio a metà ottobre. Cantine che hanno programmi differenziati e quindi c'è la possibilità veramente di spaziare. Naturalmente tutto si svolgerà soprattutto nei vigneti, cioè all'aria aperta, c'è la necessità quindi di prenotare e c'è la possibilità di andare a vedere tutte le cantine, 20 cantine in tutte le aree vitivinicole della regione, in tutte le province, quindi è veramente un bel risultato, un grande interesse e sicuramente la possibilità di cominciare a parlare in modo serio di turismo di prossimità e di incrementare le presenze nelle zone rurali calabresi. Un'iniziativa condivisa dagli assessorati al turismo e all'agricoltura. Ci sono diversi progetti per rilanciare il turismo enogastronomico, ha sottolineato l'assessore Orso Marso. Deve essere la visione di questa terra che nel destagionalizzare, nell'offrire diversi modi di diventare appetibile come dimora e quindi come posto da visitare e quindi come meta turistica. Non c'è soltanto il mare, non c'è soltanto la montagna, ma come accade spesso in Toscana dove tanta gente nel mondo compra l'olio toscano o il vino toscano perché compra il paesaggio, quindi noi su questo partiamo oggi ma bisogna fare grandi investimenti. Una rassegna che riguarda non solo la produzione vitivinicola calabrese ma anche dunque un tipo di turismo ambientale ed esperienziale. È molto importante che queste iniziative da parte degli imprenditori ci siano in questa fase, soprattutto in un momento in cui dobbiamo anche ravvivare il mercato interno, dobbiamo spingere i nostri stessi calabresi, noi stiamo adottando delle misure in questo senso attraverso anche l'inclusione sociale per
spingere i nostri conterranei a viaggiare per la nostra regione, a conoscere la nostra regione, e poi naturalmente anche per chi decide, e credo saranno in tanti, di venire dalle nostre parti quest'estate, e quindi aiutarli a conoscere questo patrimonio, che è un patrimonio, quello dell'enogastronomia, spesso poco sfruttato dalla nostra regione. E a proposito di turismo, c'è il piroscafo Torino che giace proprio nei fondali del mare di Melito Porto Salvo dal 1860, che diventa patrimonio culturale italiano, quindi un patrimonio visitabile. 160 anni fa, la battaglia per l'Italia unita, progetto che vide coinvolti Giuseppe Garibaldi e i suoi uomini. Il futuro immaginato e costruito da Cavour, affidato alle gesta del generale, il leader dei due mondi, che oggi è ammirato da molti, criticato da coloro che avrebbero quantomeno preferito un'Italia diversa. Un momento dunque straordinario, del quale la Calabria lascia il segno e ne è testimone. La notte tra il 18 e il 19 agosto 1860, Garibaldi a bordo del piroscafo Franklin parte dalla Sicilia. Dall'isola nello stesso momento si muove un altro piroscafo, il Torino, a bordo Nino Bixio. I garibaldini, oltre 3.200 uomini, tentano la traversata dello stretto di Messina, allungando la rotta verso il mare Ionio. Lo scopo è di eludere la flotta borbonica che pattuglia il mare. Melito Porto Salvo e in particolare la località Rumbolo diventano luoghi e testimoni di una presenza che cambierà la storia. Il Torino si arena, ma Bixio e i suoi uomini riescono a sbarcare sulla terraferma. La costa ionica reggina è teatro di un'azione militare molto importante. Quello che verrà dopo si sa, sia sulla costa che sulle montagne. Quello che arriva oggi è che il piroscafo Torino, che vedete in queste splendide immagini girate dai carabinieri, dopo essere affondato a 7 metri di profondità, viene ufficialmente riconosciuto bene archeologico. Il Ministero dei Beni Culturali, con una giornata svoltasi nel Museo Garibaldino di Melito e dedicata al piroscafo Torino, con un atto ufficiale certifica lo status di bene archeologico sommerso. Il Torino sarà dunque oggetto di tutela da parte dello Stato. E adesso vediamo l'andamento della borsa. Chiusura e rialzo per gli euro listini. Il sentiment dei mercati beneficia delle indicazioni positive provenienti dal vaccino sperimentale di Moderna, che ha generato la produzione di anticorpi in tutti i pazienti testati. Passano momentaneamente in secondo piano le preoccupazioni per la diffusione della pandemia e le tensioni tra USA e Cina. L'amministrazione Trump ha emesso un'ordinanza per porre fine allo status speciale di Hong Kong con gli Stati Uniti e firmato una legge per sanzionare i funzionari cinesi responsabili delle repressioni dei dissidenti politici nell'ex colonia britannica. In Europa invece proseguono le discussioni sul Recovery Fund in vista del vertice UE dei prossimi giorni, attesa anche per la riunione della BCE di domani e per le parole del presidente Christine Lagarde. A Piazza Affari il FTSE MIB archivia le contrattazioni in progresso del 2%, ben intonato come il DAX di Francoforte, il FTSE 100 di Londra e l'Ibex 35 di Madrid, tutti a più 1,8%, e il CAC 40 di Parigi a più 2,0%. Oltreoceano avanzano il Dow Jones a più 0,9%, l'S&P 500 a più 0,8% e il Nasdaq a più 0,3%. Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,142, mentre il rapporto tra biglietto verde e yen scivola a 106,9. Tra le materie prime, in rialzo le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1% a $43,3 e il WTI sempre a più 1% a $40,7 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si mantiene in area 164 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,2%. Tornando a Piazza Affari, corre Atlantia a più 26,65% dopo l'intesa raggiunta nel Consiglio dei Ministri su Autostrade per l'Italia, il rialzo Leonardo a più 6,4%, Buzzi a più 5,4% e Azimut a più 4,35%. Grazie e buon proseguimento di serata. Adesso vediamo le previsioni del tempo.
L'anticiclone delle Azzorre tende a ritrarsi verso ovest, lasciando spazio a correnti più fresche di origine atlantica, di introdursi gradualmente sul Mediterraneo centrale. Sulla Calabria avremo condizioni per larghi tratti soleggiati, salvo locali ed isolati disturbi pomeridiani a carico prevalentemente dei rilievi. Solo dalla giornata di venerdì assisteremo poi ad un'accentuazione dell'instabilità. Domani, nella notte tra mercoledì e giovedì, passaggio di nubi da ovest provocherà deboli brevi piovaschi sparsi. Durante il mattino rapido miglioramento con cielo poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio la solita nuvolosità cumuliforme si formerà sulle aree montuose con possibilità di qualche breve e isolato rovescio in rapido dissolvimento nel pomeriggio stesso. Temperature stazionarie sempre in media o poco al di sotto. Passiamo a mari e venti. Domani mari quasi calmi o poco mossi, venti deboli di direzione variabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata, arrivederci.